Paola Goisis, Grande Nord, Partito dei Veneti. Buonasera a tutti. Io volevo tornare un attimo alla questione iniziale, cioè a quando è saltato fuori questo coronavirus, e per criticare in modo molto acceso ciò che è stato fatto, ciò che la Regione ha deciso di fare, in modo particolare nella nostra zona. Non so se sappiate che la parte degli infetti sono venuti nell'ospedale di Schiavonia, che è a 3 km da est, tanto per dire, e dove sono entrati. Quindi provincia di Padova, ecco, spieghiamo a casa. Provincia di Padova, tra Est e Monselice, a 15 km Cevò. Qual è stata la questione? Secondo me un errore gravissimo che è stato fatto è stato quello di avere immediatamente chiuso l'ospedale. Hanno chiuso l'ospedale dalla sera alla mattina, senza pensare assolutamente a tutti i pazienti che avevano le visite, che avevano gli interventi urgenti, per esempio gli interventi di oncologia, interventi sanitari di tutti i tipi. La gente, se voleva andare a farsi una visita, uno da est, una signora anziana diabetologica, malata di diabete, è dovuto andare fino a Cittadella per potersi fare una visita. Altre persone, cioè la gente, i cittadini della Bassa Padovana non sapevano più dove andare. Il medico, a cui avevo chiesto dove vado a farmi le analisi, vada dove trova. I cittadini della nostra zona, della Bassa, di cui non si è mai parlato, si sono trovati dalla sera alla mattina a non avere più nessun referente, non avere assolutamente nulla. E la cosa fortissima qual è stata? Chiuso dalla sera alla mattina, hanno aperto, addirittura hanno messo fuori le tende, quando avrebbero potuto benissimo mantenere la parte dove c'erano i primi, quel signore di Vo, quella coppia di Vo e altri che già erano dentro l'ospedale, mantenerli dentro lì dove erano anche più al sicuro. E adesso stanno facendo l'errore, un altro errore ancora gravissimo anche questo, sempre contro i cittadini. E qual è l'errore gravissimo? Che adesso hanno deciso dell'ospedale di Schiavonia, così dalla sera alla mattina, probabilmente domani dovrebbe riaprire. È ancora chiuso, quindi. È ancora chiuso. Giuliani, mi faccia finire perché è molto... Sì, sintetizziamo così diamo lo spazio. No, la questione qual è? Che adesso cosa hanno fatto? Allora, a Padova mandano 56 letti, a Schiavonia ne mandano 52. A Campo San Piero 1, a Cittadella 1. Cioè, qual è stato, cosa hanno pensato di fare in regione? Di fare dell'ospedale di Schiavonia l'hub degli infetti di coronavirus. Allora, già la nostra zona è penalizzata al massimo perché, allora, giusto perché tanti forse non conoscono la zona, forse non sanno come stanno le cose. Allora, non contenti adesso del coronavirus che abbiamo, allora abbiamo i FAS. I FAS sono veleni di cui i nostri canali sono inquinati. La Regione Veneto aveva promesso che avrebbe fatto fare gli esami, la plasmaferesi alla popolazione, perché in quella zona, va bene, la gente o muore di tumore, ma in modo estremo, tutte le malattie degenerative, gente che si ammala di SLA, gente che è proprio dovuta a questo fatto dei FAS. Non solo, il governatore aveva promesso che avrebbe fatto fare la plasmaferesi ai cittadini di tutta quella zona montagnana, da Vicenza in su, e arriva fino a est. È una cosa spaventosa. Plasmaferesi che significa il lavaggio del sangue, perché le donne abbruttiscono. La gente muore di tutte queste malattie e la gente non sa più dove andare a parare. Sì, ma è mutogeno. Non contenti di questo, abbiamo anche due discariche a cui, in modo particolare a quella di Sant'Urbano, addirittura sono state aumentate le tonnellate di tutti i rifiuti che arrivano da Verona. Sentite che qua ci sono diversi veronesi, da Verona, da Belluno, da tutti vanno a Sant'Urbano, come tantissimi altri camion che provengono da tutta Italia, bene, vanno nell'altra discarica che abbiamo a est, tra est e Ospedaletto. Allora, come si fa a fare? Poi ci si meraviglia perché è scoppiata la psicosi. Voglio ritornare a quanto stavo dicendo prima ancora, per quanto riguarda l'ospedale di Schiavonia, perché, come si dice in dialetto, è il tacon peso del sbrego.
Traduca perché a casa ci sono persone di là che non sono anche... Il rammendo peggiore del taglio sul vestito, Dello strappo. diciamo, dello strappo, ecco. Perché? Allora, come stavo dicendo appunto prima, a Schiavonia sono stati destinati 52 letti. Solo che perché possano essere seguiti 52 pazienti servono almeno 50 infermieri, va bene, e una ventina di anestesisti. Una domanda da rivolgere ai responsabili della sanità in Veneto. Anziché condensare tutti in un unico posto, che appunto è l'ospedale di Schiavonia, questi 52 pazienti, perché non vanno diluiti nei vari ospedali? Per esempio, se a Campo San Piero ne hanno messo uno, se dall'altra parte, cos'è l'altro paese, a Cittadella, anche là 2, come si fa? Mettiamoli un po' in tutti gli ospedali, non tutti concentrati in un ospedale, anche perché ci sono tutti coloro che adesso, tutti i pazienti che sono rimasti fermi, che non hanno potuto andarsi a curare, non hanno potuto fare come falso, non hanno potuto fare gli interventi, dicevo prima, oncologici, non hanno potuto fare nulla e adesso vanno dentro non è vero. con... Certo che è vero. Non è vero. Guarda, tu abiti a Schiavonia, ne sai, stai zitto. Allora, ma ho fatto 6 conferenze di sindaci con i direttori generali delle ASL, delle ULS, quello che lei ha detto è falso. 36 sindaci della Bassa Padovana, va bene, hanno chiesto di incontrarsi proprio col governatore, proprio perché per evitare che venisse fatto l'hub degli infetti a Schiavonia. Quindi li spargiamo in tutto il Veneto. Ma perché me li devo tenere io? Ma scusi un attimo, signora, ma secondo lei, nella direzione generale delle ULS, questo non è un modo di fare. Secondo lei, questo non è un modo li mettiamo in tutti gli ospedali o li circoscriviamo lì da voi? Secondo lei, no, da noi no, a casa tua, no, a casa mia. Scusa, da noi abbiamo già un sacco di problematiche, dai FAS, dalle discariche. Abbiamo la strada che 50 anni che l'aspettiamo e non ce l'hanno. Certo, il corona, ci sono anche le altre malattie. Si prego. Certo, per ringraziamenti per tutto il personale, è inutile quasi darli e farli, proprio perché questi sono veramente scontati, nel senso che hanno lavorato con turni addirittura di 24 ore, io parlo per ciò che conosco, cioè per l'ospedale di Schiavonia. E voglio chiedere qualcosa al nostro governatore. Visto che della Bassa Padovana ne ha fatto una zona di spazzatura. Eh sì, perché noi ci viviamo là. E allora voglio che si ricordi anche non solo del suo prosecco di Treviso e dei giochi olimpici, ma si ricordi anche delle decine, centinaia di cittadini della Bassa Padovana che stanno aspettando la Mantova Mare da 40 anni e che ancora stiamo aspettando, ancora non c'è, e lui intanto fa la pedemontana perché forse gli interessa di più quella zona. Ma mi chiedo, ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B? Bene, allora, quelli della B purtroppo siamo noi, ma non accettiamo.